Buongiorno, sono Maria Giovanna Molino. Oggi vi presento una ricetta tipica del nostro territorio, leggermente moderna, modernizzata, e si parla del frico con le pere. Di conseguenza abbiamo le nostre belle pere, un po' di montasio fresco e un po' di montasio stagionato. Gli ingredienti tipo la farina per fare la polenta e abbiamo anche delle piccole guarnizioni. Per iniziare prendiamo la pera e la sbucciamo. Tagliamo a spicchi la nostra pera, piccoli spicchi. Adesso passiamo a saltare le pere in padella. Con una noce di burro le rosoliamo, le scaldiamo bene. Okay. Una piccola salatina alle pere, diamo ancora una girata, le mettiamo da parte e passiamo al prossimo passaggio che sarà il frico. Sarà il frico, intanto che si scalda la padellina, qui abbiamo la nostra polenta, in maniera che rimanga morbida per comporre il piatto. Okay. Prendiamo il nostro formaggio e ci apprestiamo a fare il frico. La cottura di questo formaggio dovrà essere fino a che diventerà molto morbido, in maniera da scolare il suo grasso, per poi disporlo nel piatto in questa maniera, in questo tipo di omogeneità. Ora ci apprestiamo alla presentazione del piatto. Prendiamo la nostra polenta, la adagiamo sul piatto. Centralmente metteremo il nostro cerchietto per dare una forma al nostro formaggio. Andremo a disporre il nostro formaggio dentro il cerchietto. Poi adageremo le nostre pere. Questa pure. Ok. Toglieremo il nostro cerchietto e guarniremo il nostro piatto con una piccola cialda di frico e la nostra pera. Questo è il nostro piatto finito, fatto con ingredienti del territorio, con il formaggio montasio, la nostra farina di polenta e le nostre belle pere. È un piatto più innovativo rispetto al tradizionale, comunque non per questo meno buono.